Bentrovati. I numeri sono impietosi. L'Istat ci dice che l'Italia è di nuovo in recessione. Anzi, non è mai uscita. Eppure Renzi e compagni spargono ottimismo a piene mani. Sembra di essere ritornati ai tempi in cui in Italia sgovernava il Caimano che occultava la gravità a cui versava la nostra economia dicendo che il paese andava a gonfie vele, che i ristoranti e gli aerei sono sempre pieni, mentre in realtà il paese stava sprofondando. Per cui Renzi si sta berlusconezzando. Durante un'intervista il Matteo nostro è riuscito a dichiarare che, vado a memoria, se quest'anno il PIL dovesse crescere dello 0,4 o dello 0,8 o dell'1,5% non cambierebbe nulla. No, caro Matteo, cambierebbe il mondo se riuscissimo a crescere dell'1,5%. Ma ormai sei un clone di Berlusconi. L'incontro a Palazzo Chigi di ieri ne è la dimostrazione plastica. Chiunque con un minimo senso di decenza istituzionale non farebbe accordi con questo delinquente. Addirittura, secondo resoconti giornalistici, visto il clima creatosi tra loro durante l'incontro di ieri, il pregiudicato avrebbe suggerito al nostro Presidente del Consiglio le ricette per uscire dalla recessione economica. Sembra una barzelletta, ma pare sia andata così. E poi la segretezza. Questi incontri quasi carbonari sono la negazione della democrazia partecipata. Oggi nessun parlamentare, eccetto la ristretta cerchia di Renzi e del Caimano, conoscono i termini dell'accordo politico stipulato tra loro. Ieri, in 3 ore di discussione, pochi intimi hanno deciso il futuro della nostra Costituzione e deciso una nuova legge elettorale. Da una parte i Renziani, dall'altra un pergiudicato e un Verdini, rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, appropriazione indebita, truffa ai danni dello Stato e altro ancora. Sull'argomento, un ex magistrato del valore di Giancarlo Caselli, alla domanda del giornalista se sia normale trattare le riforme con il Caimano, Caselli ha così risposto: non lo so, ma lei mi indichi un paese europeo in cui un uomo pubblico condannato a non fare politica da un tribunale per le sue gravi colpe viene ricevuto nelle sedi istituzionali e tratta con il governo. È molto probabile i nostri padri costituenti si staranno rivoltando nella tomba, ma chi conosce i meccanismi del Parlamento sa perché i lavori parlamentari sono lenti. E sa, come scrive Nando Della Chiesa, che non c'è bisogno di stracciare la Costituzione. Il problema non nasce dal cosiddetto bicameralismo perfetto, e cioè Camera e Senato che sono chiamati a fare lo stesso lavoro. Basterebbe metter mano ai regolamenti delle Camere, magari stabilendo che sulle leggi giunte dalla Camera al Senato o viceversa scatti il silenzio assenso dopo 3 mesi, così che nulla possa essere insabbiato o che cada nella palude della politica politicante. E poi chi ha deciso che il Parlamento lavori in media 2 giorni e mezzo alla settimana? Quale azienda, quale ospedale, quale attività economica potrebbe realizzare i propri programmi se tutti lavorassero part-time? Chiamare il nuovo Senato delle Regioni mi sembra poi l'imitazione del federalismo in salsa leghista che ha bloccato il dibattito politico per 20 anni senza concludere nulla per ritrovarsi con i comuni strangolati dai governi di Roma. La verità è che queste riforme dei nomi roboanti non servono solo a incantare gli allocchi. Le cose da fare sono tante piccole modifiche mirate sulle norme esistenti per mettere le istituzioni in grado di funzionare meglio. Ad esempio, sono ferme nei vari ministeri circa 800 leggi già licenziate dal Parlamento e non entrate ancora in vigore perché la burocrazia ministeriale non ha ancora emanato le direttive per renderle applicabili. Qui serve assolutamente metter mano. E poi per ultimo, ma non ultimo, una domanda. Può un Parlamento eletto con una legge elettorale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale riformare la nostra Costituzione? Caro Renzi, le tue battute con l'Italia in queste condizioni cominciano a non incantare più. Il tuo governo dovrebbe essere impegnato H24 a trovare la cura per far crescere l'economia del Paese. Mentre voi vi state balloccando con le riforme costituzionali, il Paese sta affondando senza speranza. Il compito primario e assoluto del tuo governo sarebbe quello di mettere il Paese nella condizione di crescere, aumentando i posti di lavoro, combattendo la disoccupazione, specialmente giovanile, dando delle speranze alle nuove generazioni. Altro che riforme
costituzionali e lasci al suo destino l'uomo politico che in questi ultimi 20 anni, con la sua politica dissennata e spesso disonesta, ha messo l'Italia in ginocchio economicamente, civilmente e politicamente. Perché delle due l'una: o sei scientemente un suo complice oppure sarai uno dei tanti politici che, credendoci più scafati di lui, il Caimano ha regolarmente fagocitato in questi ultimi 20 anni. Ci rivediamo giovedì prossimo.